ci siamo proprio. Attenzione, arrivano anche le ecco, perfetto. C'è anche arriva anche quella lì, sì. No, arriva poco. Questa arriva poco, vedi che sembrava bello. Sembrava bello, mannaggia. C'è qualcosina che. Vai, fai quello che devi fare. No, guarda. C'è. Ecco, così per darvi un assaggio di quelle che saranno le sonorità, abbiamo in qualche modo già questa sorta di overture, perché sto per presentarvi un cantautore, signore e signori, è la prima volta che viene a trovarci al salotto, è anche una versione diciamo anche un po' inedita, perché diciamo 2 chitarre, adesso lo scopriremo meglio, ma io vorrei un grande applauso per Tosello. Grazie. Allora, benvenuto Davide, sei diciamo in versione acustica accompagnato da Gabriele a una 12 corde che insomma è quella come fosse una Rolls Royce della chitarra, perché chitarron. Allora, pensiamo però diciamo una versione acustica per sentire dei tuoi brani che sono nati diciamo in altra veste, no? Perché è uscito l'ultimo lavoro che è uscito si chiama In 5 secondi, vedi che sono preparatissimo. Sì, esatto. Sto cercando di fare anche velocissimo, ma non ce la faccio in 5 secondi, ci metterò magari 5 minuti, però prendiamoceli. E questo album dicevamo che insomma è più pop con delle sonorità un po' particolari, però tu sei un amante in fondo del Britpop, posso dirlo? Sì. Degli anni 90, di quella musica lì. Esatto, sono un nostalgico, come ti avevo anticipato, Nostalgico, mentre ci gustavamo la nostra carbonara. Sì, diciamo che come hai detto tu, questo ultimo disco è un disco sperimentale dove sostanzialmente c'è pianoforte, synth, suoni moderni, batteria elettronica. E il pianoforte è l'elemento principale dell'album, però poi quando e qua siamo ancora più sperimentali perché li abbiamo tolti tutti abbiamo tolto stasera nudo e crudo le canzoni così come sono poi nate, quindi acustiche o voce piano o voce chitarra, come poi tutti noi componiamo, perché poi sostanzialmente le canzoni nascono per la maggior parte così e poi dopo vengono arrangiate in maniera differente in base un po' anche al trucco, al mood del momento. Va bene, allora con che cosa cominciamo? Iniziamo con un pezzo che tra l'altro è l'ultima traccia del disco, che si chiama Vetro, e farei anche un applauso a Gabriele Mansi che stasera mi accompagna. Sembra un po' la mia guardia del corpo anche, oltre che il mio chitarrista. E lui viene da Milano, io invece vengo da Aosta, quindi abbiamo unito le 2 regioni per la serata. Grazie a tutti. Come pioggia lenta scorri nei miei giorni e nelle cose che ho, sconosciuti e devastanti ed incombenti uragani, confusione di ideali come pietre in un fondale d'oceano, inaspettata scivolavi come sabbia nelle sporche mani. Ci saranno eventi magnifici, ci scontreremo come fulmini, saremo ancora più grandi di un deserto dell'Africa. Ci trascineranno correnti fino alle vite precedenti, saremo tracce cancellate dalla verità. Lo sai che il tempo è scaduto e che siamo cambiati, percepisco i giorni dei giorni d'estate dimenticati. Consumalo in fretta, questa voglia di eterno che nei giorni d'estate abbiamo capito.
e si scuotono ancora incastri di luce come una corsa affannosa su strade sterrate. Per ogni cosa che ci divide, per ripartire da questa città, per ogni cosa che ci divide, per ripartire da questa città. La tua voce è un vento che non sento contro, è il quadro che non ho dipinto, nel cielo un vuoto che non c'è. Il tuo passo è un'orma che non lascia impronte, che mi tormenta, mi confonde, è come un'ombra accanto a me. Grazie. Tosello, questo è il primo brano che abbiamo ascoltato. Allora Davide, io penso anche, faccio una parentesi, volevo salutare anche i post che la band che doveva venire questa sera, ma poi ce ne sono un paio influenzati, quindi come dire ci torneranno a trovare, ma vorrei fargli un saluto se magari ci ascoltano anche da casa, perché quelli stanno male, magari ci seguono, quindi siamo qua al salotto, anzi vi facciamogli un applauso ai post che non sono potuti venire, che stavano male. Poi qualcuno c'è, qualcuno là, sai com'è, questo è un periodo un po' influenzato, ecco, mettiamola così. Allora abbiamo cominciato a esplorare queste sonorità diciamo più acustiche, quindi questa versione, come dire, un ritorno alle radici di quelli che sono i tuoi brani. So che stai lavorando a cose nuove, sei, come si dice in gergo francese, appunto infognato, Sì. sei in studio addirittura. Sì, esatto, non dormo più la notte e comunque... Peggio di un innamoramento quando fai un disco, una cosa del genere. Sì, di solito molli la ragazza, ti fai il disco e poi... È un periodo, cioè quando hai l'ispirazione chiaramente non ci sono orari e hai... Non sempre, perché l'ho guardato male, no, non era una maledizione, non sempre. Può capitare delle volte. Diciamo che quando bisogna cavalcare l'onda, quindi se hai delle idee devi comunque registrare, certo. A qualsiasi ora della giornata hai il telefonino, la registrazione vocale e poi la metti in musica. Ormai è diventata, diciamo, la nostra agenda. Assolutamente, diario. A volte sono in auto un'idea e rischio un incidente perché magari devo mettere a Bisogna stare attenti, vabbè. Allora Grazie. invece la prossima canzone è un inedito, no? È una canzone invece che avevi già, era un Sì, inedito, peccato. vado avanti esatto con un secondo pezzo che fa sempre parte di 5 secondi e si chiama In un mare calmo. In un mare calmo, Tosello. Proteggersi osservando da lontano, fiera di vanità ed angeli ribelli, con una grazia a tratti impercettibile, riscoprirsi incantevole e poi sconvolgersi all'arrivo della sera. Se si è dormito poco o non si è sognato niente, nel silenzio affrontare la paura, volteggiando nella mente. Ritrovare quell'insolita follia, risvegliarsi all'improvviso nell'oscurità ed immergersi in un mare calmo. Tutto quanto si trasformerà, l'orizzonte sembra ancora raggiungibile, un miscuglio di terra e polvere, sperduti nella pista
più profondo che risucchia anche le nuvole. Dall'oceano sconfinato, senza attraversarlo, si osserva il mondo costruito intorno a noi. Un capitano scrive ogni sera sul diario quei vecchi sentimenti del suo viaggio. Da sud arriva il vento caldo dell'estate, aleggia sollevando polveri sottili. L'uomo di carta ormai portato al suo declino grida con rabbia mentre insegue il suo futuro. Ritrovare quell'insolita follia, risvegliarsi all'improvviso nell'oscurità ed immergersi in un mare calmo. Tutto quanto si trasformerà, l'orizzonte sembra ancora irraggiungibile, un miscuglio di terra e polvere, sperduti nell'abisso più profondo che risucchia anche le nuvole. Grazie. Tosello, questo era un altro estratto da questo lavoro che ho in mano qui, che si chiama appunto In 5 secondi, ce l'abbiamo qui sotto mano, questa è stata, diciamo, la tua ultima fatica discografica, ma abbiamo appena detto che sei, diciamo, di nuovo caduto nel viziaccio, e quindi chissà, magari quest'estate, quando pensi di farlo uscire? Ma diciamo che da settembre in poi sicuramente mi chiuderò in studio e lavorerò un po' di mesi sul nuovo lavoro, cercherò di fare un lavoro un po' differente, magari con sonorità diverse, però sempre giustamente brani in italiano, sì, esatto. E invece tu arrivi da Aosta, se non sbaglio, comunque. Sì. Perché sentivo prima che con Piero stavate parlando in francese, ho detto, ma come questo anche tu prendi ogni tanto il TGV, e invece no, hai, diciamo, questa però cosa. lo prenderò, magari anch'io farò la stessa cosa come faceva lui, potrebbe essere una cosa sapevi interessante. questa cosa qua di No, l'ho scoperta stasera, sì. è Quindi, interessante. chi lo sa? Tu che sei facilitato con francese magari capisci come fare per iscriverti, Esatto, poi esatto. facci sapere qua sul gruppo, perché sicuramente mi verranno a chiedere. Facciamo una vagonata musicale. Facciamo una vagonata musicale in diretta streaming, vediamo se riusciamo a farlo. Sì. Va bene, adesso a parte queste mie divagazioni, torniamo su quello che è il tuo lavoro. Quindi abbiamo letto una versione per certi versi anche un po' stravolta di quelle che sono le registrazioni, Sì. però chi lo sa, magari anche quello che poi invece sarà il nocciolo del prossimo lavoro, ci saranno più chitarre. Sì, probabilmente sarà un lavoro più analogico rispetto al precedente, magari lavorerò più con batteria analogica e strumenti un po' più classici, anziché magari synth piuttosto che batterie elettroniche. E allora la prossima canzone era nata così con la chitarra? La prossima canzone era nata con la chitarra, anch'essa stravolta completamente nel disco, forse è quella più sperimentale, quindi per chi poi avrà piacere di curiosare nel disco. Approfitto anche per dire che oltre a essere disponibile in formato fisico stasera, per chi fosse interessato può anche richiedermelo, il disco è anche disponibile in tutti gli stores digitali in 5 secondi, e Saturno, che è la canzone che adesso andremo a eseguire, è una canzone un po' più sperimentale, come dicevo, perché rispetto alle altre c'è un pianoforte riverberato, ci sono un sacco di synth, un sacco di backing vocals, quindi è una canzone curiosa. Stai facendo troppo spoiling qua. Sì, devo fare marketing. Troppo spoiling. Va bene, questa è la prossima canzone, che però, diciamo, questo lo trovate, diciamo, nel disco, invece stasera ce la fate Versione
fuori disco, quindi un po' differente, diciamo. Versione diciamo inedita, la sentiamo in acustico, il brano che si intitola Saturno. Saturno. Tra le galassie lei, luce incantevole, da stelle spente la proteggerò. Cantavo il suo ritorno inconsapevole, da spazi siderali sino a me. Ora può alzarsi e correre in continuo movimento, crescere, sporca noiata per ripartire, troppo spaventata per ricominciare. Di questa terra c'è una creatura che nei miei sogni avevo amato già, che nonostante il buio risplendeva nella costellazione persa, non lo sa. Ora può alzarsi e correre in continuo movimento, crescere, sporca noiata per ripartire, troppo spaventata per ricominciare. Anche se ormai lontana dal mio mondo, io su Saturno ti rincontrerò e leggerò tre sensi più profondi, perché nei miei pensieri esistevi già. Ora può alzarsi e correre in continuo movimento, crescere, sporca noiata per ripartire, troppo spaventata per ricominciare.
questo finale. Grazie. Così anche così, che arriva così, un finale un po' a schiaffo, diciamo, un finale un po' che lascia così. In minore, un po' in sospeso. Ecco, volevo dirlo in minore, non mi voglio sbilanciare, che poi dice che sono sempre negativo, dici minore, No, mica no. ma quello è minore, mica è colpa mia. Sono gli accordi che restano quelli. Esatto. Allora, Davide, anche nel tuo caso la maniera migliore per rimanere in contatto con la tua musica in questo momento quali sono? I social? Sono i social, il Tosello Music, Instagram, Tosello Music Instagram, YouTube, la mia pagina. Scrivetemi anche solo per un confronto, per chi magari ha ascoltato il disco, certo. Per conoscerci, magari ci si vede, ci si beve per un caffè, ti porto il disco e si fa due chiacchiere. È chiaro, come Direi succede che è sempre la qua cosa nel più backstage bella. del salotto, quando non riescono a non far fischiare i microfoni. Allora, senti, con che brano vuoi salutare la diretta streaming, gli amici qui del Lab e diciamo anche quelli che poi ci ascolteranno in radio, perché poi sai che siamo anche su Radio Flash, quindi. Con un pezzo che si chiama Giugno, che sempre fa parte sempre di 5 secondi. Che arriverà. Dico giugno. Giugno arriverà, sì, esatto. In realtà Giugno è una canzone dedicata a mia figlia perché lei è nata a giugno e quindi l'ho scritta per lei. Ci ho messo 5-6 anni per scrivere un brano dedicato a mia figlia. Finalmente l'anno scorso sono riuscito a trovare le parole giuste per dedicarle una canzone. Una canzone di giugno, quindi lei che segno è già a giugno? Cancro, 27 giugno e quindi ho scritto questa canzone. Bene. E allora ascoltiamo Giugno, signori e signori, Tosello qui al Salotto. Grazie. Parole adesso arrivano lontano, eterne in un sorriso di un bambino. Sei il pensiero che muove la memoria, come un albero che ha visto la sua storia. Nei suoi gesti e nei piccoli dettagli posso trovare innumerevoli contorni, soffio di vento anche quando chiudo gli occhi, eppure brilli di ignorare i tuoi difetti. Sei la voce che non mente mai e non c'è niente di più importante. Nei tuoi grandi occhi profonda curiosità, mentre gocce di pioggia appannano il cielo, sulle tue delicate mani sapore di mandorla, sono fragili foglie in un campo d'autunno. Sei la voce che non mente mai, e in questo giugno tu sei importante. Alla chitarra Gabriele Mansi, grazie.
Grazie a tutti, buona serata. Grazie a Davide, grazie chiaramente anche a Gabriele, grazie a Tosello. Grazie a voi e grazie a Mao di questa ospitata, grazie infinite. Faccio un grosso in bocca al lupo. Adesso Crepi. facciamo un breve cambio palco ed entriamo di nuovo in un ambito di musica, diciamo jazz e manouche, con poco i touche manouche.